fatta. Sì, no, basta toccare. Adesso per trovare insomma a mestre di... Signor Sindaco vada. Elettronica. Ah, Avanti e fermarsi un attimo dopo. Ma sul giornale
Cioè loro nel senso per un semplice in realtà se ne sono più legati. Ciao caro. Buongiorno a tutti, io volevo portare il saluto a tutte voi che siete qui presenti questa mattina, ringraziare le autorità presenti, i 4 sindaci dell'unità del vino che sono presenti con i loro gonfaloni, che già ormai della 7ª edizione, che ci accompagnano durante l'elezione di questa straordinaria iniziativa. 7ª edizione della Terra dell'Oggi, nonostante le difficoltà che tutti noi conosciamo, abbiamo voluto riproporre quest'anno la stessa edizione, rafforzandola e caratterizzandola in modo particolare ai prodotti enogastronomici, ma non solo questi, anche l'ambiente e i percorsi turistici. Io spero che questa manifestazione vi dia l'opportunità di passare 2 giornate serene e tranquille e quindi vi auguro veramente 2 belle giornate. Io passerei adesso la parola all'assessore Costa, che è l'assessore degli eventi, e poi successivamente al vicepresidente della provincia di Venezia, che abbiamo l'onore di avere qui con noi questa mattina. Grazie. Buongiorno, sarò breve, ma ci tenevo a fare questo breve intervento per dire che tutto quello che è stato fatto in questi giorni, che è molto rispetto alle disponibilità che ci sono, è stato fatto grazie al contributo di molte persone, molte associazioni locali, le sezioni di categoria, che hanno creduto in questo progetto di portare in vetrina a Portoruaro, paese di riferimento per quello che è il Veneto orientale, i prodotti di qualità che questa terra sa esprimere. E ieri abbiamo avuto l'orgoglio di presentare in prima nazionale il logo dell'Ison di OCG. È un altro elemento di grande qualità, un'eccellenza che ci rende orgogliosi, ed è il vino a cui dedichiamo questa edizione. Il sole è arrivato, quindi è un altro elemento che sicuramente aiuterà nella buona riuscita di questa manifestazione. Un ringraziamento anche alle cantine, ai ristoratori che sono qui presenti, anche perché capiscono l'importanza di presentare un prodotto come il vino e di sapere gestire anche la mescita e la presentazione alle persone che vengono qui per assaggiarlo e per assaporare questi 2 giorni di festa ricchi di cultura, di tradizione e di enogastronomia. Grazie a tutti. Buongiorno, porto il saluto della provincia di Venezia a questa bellissima manifestazione. Io ringrazio il sindaco di Portogruaro e i sindaci coinvolti per tenere in piedi queste iniziative che sono la ricchezza di questo territorio, non solo la ricchezza materiale, ma la ricchezza culturale, spirituale. Dobbiamo far sì, come in tutti i convegni
a Venezia, nelle spiagge, nel turismo, nelle fiere. Noi parliamo del legame del territorio con i prodotti enogastronomici, dobbiamo far sì che questo diventi la nostra cultura di riferimento, diventi la forza in cui promuoviamo il territorio, la forza in cui promuoviamo la bellezza delle nostre città, delle nostre campagne, e badate la bellezza e la storia dei nostri avi che ci hanno tramandato queste grandi ricchezze, questa sapienza, questa cultura che noi non dobbiamo assolutamente disperdere. È la nostra opportunità del futuro per mantenere forte questo territorio, per mantenere forte la nostra regione, la nostra provincia e il nostro paese. Noi ci crediamo, anche in momenti di difficoltà economiche dobbiamo sapere che da questa strada si esce in modo positivo. Io ringrazio gli agricoltori, gli imprenditori agricoli, ringrazio i commercianti, tutti quanti si impegnano per far sì che questa opportunità venga colta. Le amministrazioni, per quel che possono, sono al vostro fianco, però la forza sta nel mantenere viva questa cultura. Io sono convinto che ce la faremo perché sono ottimista e sono convinto che queste iniziative con tutti quanti, con volontà, con gratuità, con onestà, partecipano in modo sentito a queste iniziative, in modo gratuito, fanno sì che questa diventa appunto un fatto culturale, e quindi andate avanti con forza. Grazie alle amministrazioni comunali, grazie al sindaco di Portogruaro che si impegna sempre in questa iniziativa, la provincia di Venezia con la Presidente a fianco di questo. Grazie, continuiamo. Buon lavoro. Bene, io credo che con questo abbiamo aperto questa grande iniziativa di 2 giornate, speriamo felici, e vi invitiamo tutti a brindare assieme a noi e a iniziare bene queste 2 giornate di festa. Grazie a tutti e grazie di essere qui con noi.